Giuseppe Piruzza, autore di questo libro che sta avendo ottimi riscontri su Amazon, Le 5P. Ecco, parliamo di questa tua pubblicazione. E allora, il mio metodo nasce, diciamo, come dire, dal costante confronto con imprenditori e aziende, perché ho trovato molto spesso aziende che fatturano ma che non hanno una direzione strategica. Ecco, quindi magari crescono, però confondono fatturato con guadagno, oppure sono soli, non fanno scelte che non sono condivise o comunque non hanno un controllo di gestione, una corretta pianificazione finanziaria e fiscale, l'assenza proprio del controllo dei numeri. Ora, l'obiettivo è far crescere l'impresa con una trasformazione strutturata, quindi il problema in Italia non è fare impresa, ma fare impresa con consapevolezza. Ecco, da qui nasce il metodo, cioè dando la perizia, cioè che significa fare la radiografia all'azienda, vedere quali sono i numeri che vanno, se l'azienda è in compliance con gli adeguati assetti aziendali. Dopodiché analizzare lo stato di salute e quindi anche di carattere finanziario, prendere coscienza finanziaria, quindi fare in modo, se uno va in banca deve andarci con i numeri corretti, quindi il problema non è andare in banca ma governare prima i propri numeri, e quindi poi possiamo avere aziende redditizie ma che non hanno liquidità. Ecco, quindi questo è un altro grosso problema, le aziende devono essere bancabili. Altra questione è il patrimonio, cioè la protezione, cioè avere giuste architetture societarie che consentono di fare una corretta pianificazione fiscale e finanziaria. Quindi avere, cioè, quella struttura idonea per dormire meglio, perché molte volte l'imprenditore lavora 12 ore al giorno però non governa i propri numeri. Quindi abbiamo che cosa? Primo la perizia, dopodiché la pianificazione, sapere dove andare, dopodiché la protezione, proteggere quello che abbiamo costruito, dopodiché il patrimonio, valorizzare quello che c'è già in azienda, dare continuità, e la performance, che è il controllo appunto dei propri numeri. Ecco, chi vuole acquistare il tuo libro che deve fare? E allora, o può andare sul mio sito oppure anche su Amazon, quindi cliccando sulla riga di comando Giuseppe Piruzzo, oppure trasforma la tua azienda con le 5P strategiche, può direttamente acquistare il libro.